Perfetto. Wow, bellissimo. Ce l'ho fatta. Che l'ho fatta? 2. Però io qua dovrei aprire un'altra pagina. Allora, andiamo di qua. Allora, intanto facciamo così. Perfetto. Poi andiamo di qua. Ok. No. Così. Perfetto. Vado. E vado qua. Vediamo se riesco. Un attimo, ok, e una è andata. Perfettissimo. Adesso proviamo l'altra. No, questo ormai lo fa, sì, rimango lì così. Apriamo di qua. Allora, andiamo qua. Non sapevo si potesse fare, mi sto divertendo a bestia. Troppo figa sta roba. Ok, adesso andiamo qua così. Perfetto. No, qua così. Vado qua. Vediamo se funziona. Perfetto. Andiamo qui. E adesso apro l'ultimo. Torniamo di qua. Torniamo di qua. Ok. Mamma mia, che brava che sono, non sapevo si riuscisse. Wow. No, perché devo rimanere di qua anche. Allora sì, torniamo di qua e di qua. Perfetto, aspetta che apro. Scusate se mi state ascoltando, non lo so, sto facendo delle prove. Abbiate pazienza. Sto facendo delle prove per vedere come funziona. Se riesco a aprire più canali in live. Perché so che alcuni lo fanno, io non l'ho mai fatto. Adesso vediamo di entrare con... Entriamo con l'ammiraglia qua. Eccola qui. Wow. Allora, questa è andata. Questa è andata, 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 andata. Perfetto. Ok, carica video, no, trasmissione live, perfettissimo.
No. Ok. Ok. Ecco qua, adesso andiamo qui. Ok, ok. Allora, questo è andato, questo è andato. Ah, con, con questo. Ok. Ciao Roby, scusa, non so se mi senti, io sto girando ho messo in live 3 canali, per cui sto cercando di capirmi un attimo solo, perché sto correndo da un canale all'altro e non so che cavolo sto a combinare. 2 secondi, 2 secondi soli, qua sono di qua, questo sono di qua. Adesso qua devo aprire di qua, perché mi hanno detto che c'è gente che lo fa e volevo provare anch'io e sono curiosa come le scimmie, però non mi faccio il vaccino delle scimmie. Allora, per cui, siccome sono curiosa, sto cercando di capire questo qual era. Ah no, questo ce l'avevo già, devo entrare con l'altro. Un attimo, quando mi sistemo poi mi piazzo su uno e parlo con uno solo. Un attimo solo. Sì, ok, con questo. Allora, con questo ne ho 2 e sono su Cica. Perfetto. Sì, sto triplicando. Ciao, adesso sono su Cica, adesso passo sull'altro. Aspetta un attimo che adesso passo su Luna d'Argento. Io vi faccio sempre i miei esperimenti strani anche con la tecnologia. Poi magari verrà una schifezza, non lo so. Ma mi piace un casino, non ci capisco niente, vado tanto a caso e poi se ci azzecco, se no amen. Aspetta un attimo, perché adesso devo entrare. Questa cos'è? È Luna d'Argento. Allora, aspetta, adesso devo trovare Eddie e mi devo collegare su Eddie con Luna. Ok, perfetto. E sono... Ciao Claudia! Ah, le scimmie no. Scusa, adesso spiego anche a te. Ho fatto una tripla, sto facendo, no, ho fatto una tripla live con tutti e 3 i miei canali, cioè Luna d'Argento, Cica64 e Eddie. E sto cercando di, perché è un esperimento, perché ho sentito alcuni youtuber che lo fanno, però io ho sempre pensato, sono troppo impedita, non lo so fare. E allora in effetti è un po' un problema. Però mi piace sta cosa, troppo figa. Aspetta, adesso rientro su Eddie e vado su qua, cosa c'è? Ehi, ciao, sei anche qua, Claudia? Sei anche su Eddie. Ok, allora aspetta, su Eddie cosa c'ho? In collegamento sono con nessuno degli altri due. Allora, aspetta un attimo, che con Eddie devo andare. Mamma mia, che casotto.
con Edi devo andare su Cica 64. Che casino, che casino. Perché mi metto a fare ste cose? Poi mi incasino la vita. Allora, Cica 64 dal vivo, ok, ci sono. Allora, qua c'è Cica. Ok, qua chi c'ho? Qua c'è il mio. Dove? Adesso devo collegarmi con Luna. Perché sono andata su tutto? Mamma mia. Un attimo, scusate ragazzi, ma finché non ho fatto quello che devo, tutto il collegamento bene, tutti e tre collegati tra di loro, poi dopo mi dedico a voi. 2 secondi solamente, un attimo. Poi vi convoglio su uno solo perché sennò veramente divento matta. Allora, aspetta un attimo, fammi vedere cosa mi mancava qua. Mi mancava Luna d'argento, ok. Ok, entro in Luna. E mi avevano detto che per fare... Ciao Pippo, Pippo, scusa. Ciao Pippo, che ti ho risposto con il mio qua, ma non so se mi vedi, non penso, perché sono con Cica. Ok. Allora, aspetta un attimo. Lo so, io metto sempre solo iscritti. Allora, abbiamo messo questo, ok, ci siamo. Allora, adesso vado su Edi. Aspettate un attimo che devo anche fare uscire il cane. Asso, devi andare o no? Le scie chimiche, cosa c'entra? Eccomi anche qua. Sì, bravo Roby, hai capito che sono mezza rimbambita, sto correndo, sto saltando da un canale all'altro. Allora, saluto, aspetta. Allora, facciamo così. Qua vado su Eddie. Ok, adesso vado su perfetto. Adesso vediamo un po' se riesco a gestirmeli tutti e tre, perché io non so come fanno gli altri e siccome sono curiosissima, allora, che avviso gli altri, va. Scusate, ma sono su 3. Ok, vediamo. Poi hai anche ragione tu, Roby, perché tu dici se tu mi metti, se tu metti solo gli iscritti, gli altri che dall'altra parte io non ho iscritti sugli altri canali non mi possono vedere su uno solo, non posso convogliare su uno solo, giustamente. Allora, aspetta un attimo. Dovrei tornare di là e cambiare e metterlo gli altri due. Oh, che casino! Che casotto! Sto facendo un macello. Allora, aspetta un attimo. Allora, scusate, ok. Buon, proviamo a tenerli aperti così. No, ormai non posso più fare niente. Vabbè, non importa. Allora, adesso vedo di stringere un po' in modo da riuscire a beccare. Allora, a riuscire a leggere su tutti e tre. È complicato, cioè qua dovresti avere una televisione per poter leggere tutto. Aspetta un attimo, perché io qua adesso devo capire come gestirmi la cosa. Ok, ho aperto qua, questo lo mettiamo più in qua, perché tanto non mi interessa di vedermi me stessa, io devo vedere i messaggi scritti. Perfetto. Questo qua così, questo sopra, questo aperto fino in fondo. Dai che forse ho trovato il sistema. Allora, scusate, sto ancora selezionando bene per capire come. Ok, questo qua, questo qua, questo qui, questo qua di Cica. No, questa non è Cica, questa è Luna d'argento. Aspetta che allargo anche la scritta di Luna. Ok, allora, questo va sopra questo e questo va sopra questo. Oh, forse adesso riesco a gestirmele tutte e tre. Eh sì, ma ormai mi tocca lasciarle sì perché non capisco. Allora,
Allora, vediamo un po' se riesco a gestirmele tutte e tre. Cosa hai scritto qua? Su Luna d'argento e anche qua non ho avuto notifica. Su Cic è arrivata subito la notifica. E perché? Non lo so. Non so perché. E a volte capita, ma guarda che mi sta capitando che su tutti su quasi tutte le mie live, non le mie live, scusa, sui miei video, su tutti i canali, non arrivano le notifiche quando posto il video. Per cui non mi meraviglio se l'ha fatto uguale per le live. Però è strano, voglio dire, anche perché sono canali diversi su pagine diverse, non ho, con tra l'altro un'email diversa, per cui non so. Non ho idea di cosa volevo agganciarmi anche con l'altro lì, con Esoteric Whisper, però se non ho il permesso della mia socia di là non mi permetto. Mi gestisco le tre qua, ma l'altra no. Bello, 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 mi piace, si può fare tripla live, wow, sono proprio felice, sono contenta. Allora, vediamo un po'. Mi dispiace se vi ho disturbati. Scusami, anzi, una cosa, Roby, ti devo dire, che è un pezzo che te lo devo dire, che devo venire da te, ma non ho mai tempo e mi scuso perché ultimamente sto veramente trascurando tanta gente. Anche perché sto cercando di tirar su numero. No, Esoteric non l'ho ancora avviato, non l'ho avviato proprio, non lo avvierò perché, perché senza il permesso del mio socio non mi permetto. E stavo dicendo appunto, Roby, non sto più girando, cioè se vi trovo dentro i miei mi ricordo in auto, perché io c'ho il sistema, che poi non sto neanche rispondendo subito, tra l'altro, sono indietro penso di una settimana, forse due. Quando arrivo dentro rispondo e subito dopo che ho risposto al commento che mi lasciate, vado subito nel vostro, vi guardo il video e poi lascio il commento. Adesso guarda, è un periodo, un casino che non mi capisco più, come si dice dalle mie parti. No, ci sono dati che non mi arriva notifiche. Ah, nel senso quando postiamo i video non ti arrivano le notifiche. E lo so, è un disastro, non arrivano neanche sugli altri canali, gli altri che sto gestendo io, è un disastro. E non mi arrivano neanche di tutti gli iscritti, perché alcuni iscritti mi arrivano le notifiche, di altri no. Per esempio, io non so neanche tu da quanto tempo non posti più. Non ho idea di quanto tempo non posti più, perché non mi risulta. Se hai fatto da poco, non ne ho. E mi tocca guardare il manuale anch'io. Esci. E anche ma tanti, specialmente, soprattutto, anzi no, specialmente quelli che fanno quello che faccio io con ED. È un pezzo che non mi arrivano più le notifiche. Pippu non mi arrivano notizie. Poi chi è che non mi arriva notifiche? Non mi ricordo più sul mio. Ma ce ne son tanti. Poi un po' è anche vero, anche quando mi arrivano non ho tempo perché sto facendo l'orto, devo tagliare l'erba al giardino, ho avuto problemi a casa. Ciao Irma, un bacione. Ho avuto problemi a casa. È veramente è un macello. Sto facendo un macello, veramente. Quindi son presa malissimo. Poi Dio, non mi sto dando alla politica, però ultimamente posto tanto su quello perché sono molto arrabbiata, ma lasciamo perdere, soprattutto con gli italiani, e lo notifico in continuo. Aspetta un attimo, io posto, poi alcuni tolgo. Sì, lo so perché tu alcuni li togli, altri, ma l'hai sempre fatto così. Il problema è che non mi arrivano le notifiche, Roby. Mi arrivassero le notifiche, mi ricorderei. Il problema, se io non vado a guardarmeli uno per uno, ma è una lista, cioè tu calcola che su uno ne ho 2000 e passa, su un altro ne ho 500, su quell'altro ne ho poco meno di 100, cioè star dietro tutti, no, l'altro lo gestisce Daniela,
Ma è un problema, cioè, capisci? Ma c'ho anche il cane. Asso, cosa c'è? Cosa c'è? Cos'hai? Non vengo a dormire, adesso non è ora di nanna. Mi sta chiamando che vuole che andiamo a nanna, perché io dormo col cane e col gatto. E a una certa ora, eccolo, no, scusate un attimo, vado a vedere se grande sorella, no, no, non me lo fa dire grande cosa. Aspetta un attimo che vado a vedere cosa vuole il cane, 2 secondi. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa ti manca? Scusate, c'ho il cane che mi ha bevuto tutta l'acqua. Non so, rieccomi, scusatemi, ma quando ci sono le bestie bisogna starci dietro. Allora, ho fatto video sulle vittime degli Stati Uniti. È bello quello, cavoli, mi son persa. Ce l'hai ancora, spero, eh? Spero che non l'hai cancellato, così vengo a vedermelo, ti lascio il mio sì, c'è Asso qua che abbaia, che voleva l'acqua, poverino, fa caldo e la ciotola che ha oggi ha bevuto tanto, anche perché siamo stati fuori in giardino. Ho avuto anche un intasamento del lavandino, abbiamo dovuto smontare il lavandino, ripulirlo. È un disastro, però dai, vabbè, cose di normale manutenzione di casa, come si suol dire. Sì, quello l'ho lasciato. Perfetto, guarda, dopo vengo a cercarmelo e così ti partecipo. Spero di essere, come si dice, blanda, tranquilla, che non schizzo, ecco, capiscimi cosa voglio dire, perché sto poco a schizzare. Volevo farvi vedere la miccia, la mia tatona, quella da cui è venuto il logo su Eddie. Dov'è la mia tata? Tata, dove sei? Oh ciccione, c'è il mio tato. Vieni qua, tato, vieni su. Fatti vedere quanto sei bello vecchiotto mio. Vieni qua, vieni. No, vuoi andare fuori? Vabbè, io sono la portinaia come ogni volta del mio cane, non vuole farsi vedere, è andato fuori in giardino. Ok. E vabbè, lasciamo qua. Alessia, ciao. Un bacione, grazie. Grazie, grazie, grazie. Buon lavoro. Sei un amore grande. Grazie, grazie. Buon lavoro veramente, di cuore. Io no, sono a casa, non posso. Bacione Alessia. Allora, vediamo un po' Roby. Ma bello, mi piace. Allora ho capito come fanno a gestirne 3, perché loro aprono le varie pagine in modo che si riesce a leggere, tanto parli, rispondi a tutti e chi se ne frega, voglio dire. Cioè, magari quelli che sono su una pagina non leggono quello che scrive un altro che magari non è scritto sull'altro canale, però più o meno dai, si riesce a gestire. Bene, perfetto. Molti hanno partecipato con sensibilità, ma anche una vecchia amica di follower. Eh beh, dai, buono. Beh, l'importante è che ci sia sensibilità, sinceramente. Ciao Alessia. Ricordo a tutti e 3 i canali che io ho 3 canali, uno è Luna d'Argento, uno è Cica64, l'altra è, anzi sono 4 i canali, e l'altra è di Esploratori dell'Incredibile. C'è anche un quarto che gestisco con la mia amica Daniela, che è Esoteric Whisper of Gaia, dove parliamo di spiritualità, mentre invece ED parla, andiamo a caccia, tra virgolette, di entità. A caccia, tra le virgolette, mettiamo, fatemi leggere un po' di qua, un po' di là, perché se no non riesco a rispondere. Sì, ma lo preferisco. Tu preferisci gli Eddie? Ma sì, ma gli altri 2 sono di riserva, perché mi hanno detto che c'è pericolo. Cioè, Cica64 era il mio dove io andavo prima che avessi in testa di aprire dei canali, lo usavo per andare nei canali a interagire quando mi interessava un canale. E quindi è molto vecchio e non avevo mai pensato di farlo così attivo, diciamo.
Luna è nato dopo, è nato da qualche mese, perché mi è stato spiegato che è meglio averne di più, perché a volte può capitare che perdi il canale, diciamo, principale, in questo caso il mio è ED, e poi i 2 principali, diciamo, quelli più importanti per me sono ED ed Esoteric. Uno lo gestisco con persona di famiglia, l'altro lo gestisco con la mia amica Daniela. E questi qui son di riserva in caso che, non si sa mai, almeno son già avviati, ste poco a portarli su, insomma, a portare quelli che sono su ED o Esoteric dall'altra parte. Quindi li faccio crescere, ma con calma, infatti non sto neanche più mettendo video da nessuna parte. Sì, diciamo che Cica è interessante perché, estrapolo praticamente le parti che fan parte ehm, della dei paesaggi, dei paesini da far vedere, il mare, la montagna, così, magari la parte un po' storica, senza metterci però l'esoterico o senza metterci il dai, entra. E senza metterci come si dice, il paranormale, ecco, mettiamola così. Quindi è più una cosa così da vedere, un po' turistica, no, per far vedere dove i posti dove noi viviamo, dove viaggiamo, dove facciamo. Ehm, Mentre invece, Luna d'argento è più come si dice, doveva essere un esperimento per far che doveva essere un canale solo di short. Si chiamano così, vero? Sì. Volevo fare solo mini video, così, tanto per vedere cosa veniva fuori, perché ho visto che tanti ce l'hanno solo così. E allora ho fatto questi 4 esperimenti con 4 tematiche un po' diverse. Le 2 diciamo più importanti si incrociano, perché tra l'esoterismo e comunque la spiritualità, comunque qualcosa si accomuna. E di Guarda, non lo so, non riesco a vedere. Fammi vedere. Aspetta, perché ho chiuso un po' per restringere, per vedere lo scritto, ho chiuso e non riesco a vedere quanti sono collegati. Ah sì, uno ce l'ho. Allora, ho uno su, chi è questa? Ah sì, su Cica. 2 ce li ho su Eddie, madonna, sto facendo confusione e non riesco a vedere su qua quanti ne ho. E uno mi risulta uno solo su Luna d'argento, 2 su Eddie e 1 a 0 adesso su Cica. Che disastro. Adesso 3 su Eddie. Fammi vedere Luna d'argento. 1 su Luna d'argento. Che casino. Perché mi metto a far 'ste cose? Però è divertente, mi piace tantissimo. Allora, vediamo un po' che magari mi scrive qualcuno. Ciao Silvia, bacione. E quindi sto facendo tutta sto casino che sto correndo da uno all'altro, ma è troppo bello, mi sto divertendo a bomba, a bestia, come si suol dire. Solo che spero di riuscire a rispondere a tutti. Aspetta che allargo un altro po' perché mi va a troncare le scritte della chat. Aspetta, un po' di pazienza. Ecco qua, questo sovrappone questo. Perfetto, così vi leggo tutti. Allora, ma pochi di più, sono solo 3 su Cica. E scusa, su Eddie. Ciao Silvia, ti ho già salutato. Ciao Irma, ti ho già salutato. Sciascio, il mio amore di Cagnolone vecchiotto, il mio vecchio signore, io lo chiamo. Ed è vero, il mio vecchio signore. Stavo dicendo Simone, mio figlio. Se volete fare qualche domanda sempre su quello, se io riesco a rispondervi, vi rispondo sull'esoterismo, anche se sugli altri canali non c'entra niente, perché ce l'ho solo su ED e sui miei, eh, sulle mie, come si dice,
sperimentazioni. A proposito di sperimentazioni, sto pensando di fare altro perché ultimamente mi sono un po' stufata di fare sempre le stesse cose, vai gira e rigira sempre la stessa menata, come si dice dalle mie parti. No, sto cercando di vedere le mie bestie dove sono perché sento rumori strani. Boh, perfetto. E se volete far domande io sono qua e risponderò, insomma, per quanto riguarda appunto ID o anche esoteric, insomma, quello che riesco, perché di solito su alcune tematiche risponde la mia socia che tutte e due abbiamo studiato alcune cose insieme, altre separatamente, insomma, per cui su alcune cose sono in grado io, su altre lei, su altre ancora tutte e due, in base a quello che sono le domande. L'ultimo video che abbiamo fatto su ED è stato quello della casa del bambino che piange, dove sono andata da sola. Qualcuno mi ha chiesto se avevo paura. Allora, vediamo. Ausilia, sì, volevo sapere quanto sei entrata nella stanza dove si sentiva il pianto del bambino. No, Ausilia. Allora, spiego. Quella casa lì è stata chiamata la casa del bambino che piange prima che io potessi entrare in quella casa. Perché l'abbiamo chiamata perché l'ho chiamata così? Perché c'è stato, ti parlo di 7-8 anni fa più o meno, c'è questa casa che è abbandonata da tanto tempo, adesso proprio è ridotta in condizioni pietose. Quando tu passi praticamente su questa strada che io facevo, c'è stato un periodo che la facevo tutte le notti, tra l'1, le 2, le 3, le 4, non avevo orario, quando andavo a fare degli esperimenti con altre persone a livello esoterico, oppure anche solo a farmi i giri miei, perché è una strada che noi chiamiamo la bassa, che porta al guado, e quindi tagli per andare da un paese all'altro, o anche per la provincia. E quando tu passavi su questa strada, praticamente c'è un campo che si trova proprio di fronte a questa casa. Non so se faceva parte dei poderi del padrone di questa casa, adesso fa parte di altri poderi, di altri padroni, o è rimasta inglobata, diciamo, nel terreno di questa casa. So che ogni volta che noi passavamo, eravamo sempre io e un'altra persona, praticamente io facevo l'autista del ragazzo di una mia amica, per cui siccome abitava nel paese dove abitavo io, quando noi andavamo via in giro insieme, lei cosa faceva? Me lo sgnaccava a me che io lo portavo a casa io. E facevamo sta strada per tagliare prima, per arrivare a casa il prima possibile, quindi non passavamo per le strade principali. So che noi l'abbiamo fatta tante volte di notte. Lo sentivo io, sì, e lo sentiva pure lui, è quello il bello, solo che tra di noi non parlavamo, cioè nel senso io ho cominciato a sentire sto neonato, perché più che un bambino era un neonato che piangeva, ogni volta che eravamo all'altezza di questo campo, che era alla nostra destra, di fronte avevamo la casa. Per quello poi io l'ho chiamata la casa del bambino che piange, perché sono attaccati, sono vicinissimi, ma in realtà il bambino noi lo sentivamo nel campo alla nostra destra. So che per giorni, se non per mesi, che io portavo sto ragazzo a casa ogni notte, dopo che eravamo usciti insieme, quando non rimaneva a dormire là, io sentivo sto bambino che piangeva, proprio sai come bambini, un neonato, più che bambino, un neonato. E sono stata zitta una volta, e 2, 3 e via dicendo. Un giorno non ce l'ho fatta più, ho inchiodato la macchina perché ho detto: "No, ma devo capire cos'è sto rumore". Ho detto: "Se ho una bestia che è nel campo, non so, un animale", magari sai quando abbandonano i gattini che fanno quel pianto che magari nella macchina ti può sembrare, stando dentro chiusa in auto, ti può sembrare che magari sia un pianto di un bambino, ma anche se era, cioè, anche ragionandoci dopo, anche se poteva essere un gattino, non è che andava avanti per mesi 'sto gattino sempre là. Cioè, capisci che poi uno 2 domande se le fa e capisce che è una gran cavolata quello che pensa, no, le ipotesi che fa. Fatto sta che quella notte ho inchiodato, l'ho guardato in faccia il tipo, mi son girata verso di lui e gli faccio: Senti, non prendermi per pazza, io ogni volta che passo qua", e quello in parte di me non m'ha manco fatto finire il discorso, fa: "Lo senti anche tu?" Io gli ho detto: "Sì, ma tu cosa senti?" E lui mi fa: sento una cosa strana che non riesco a capire." Gli faccio: "Guarda, io non so tu cosa senti, ma io sento come il pianto di un bambino, di un neonato." E lui mi fa: "Sì, pensandoci potrebbe essere."
Quindi noi per altre volte poi non siamo scesi dall'auto, ve lo dico subito, perché, di notte, alle 4 di notte, sinceramente in mezzo ai campi non è che c'avevamo tanta voglia, per quanto avessi un uomo magari da sola nella mia, ehm, l'avrei anche fatta, ti devo dire, perché sono un po' così, ma siccome mi sento responsabile sempre con chi viene con me, non l'ho neanche proposto all'uomo. Cosa c'è adesso il gatto che miagola? Tata, cosa c'è, Tata? Non vengo a nanna adesso, aspettate, mamma mia, vogliono che vado a dormire, tutti e due. E quindi non siamo scesi quella volta. E da quella volta io quella casa lì l'ho chiamata così, senza all'epoca non pensavo di poter fare il canale, di fare questa cosa qui, di registrare e via dicendo. Avevamo pensato con i miei amici di andarci, perché noi per anni son decenni che facciamo queste cose qui, però senza registrarci. Noi andavamo ascoltando le nostre sensazioni. Quindi in base alle nostre sensazioni noi, mhmm, ci ci rapportavamo, insomma, tu cosa hai sentito, io ho sentito i brividi, hai sentito le voci, mi son sentita toccare, eravamo su questo genere di, riscontro, diciamo. Poi a forza di guardare in TV che è venuto fuori Mistero, o poi facevano altre cose, tipo, i canali in cui pubblicavano i primi cacciatori di fantasmi che erano in America, perché non so se è partita da lì, comunque quelli noi guardavamo all'epoca. Avevo detto: "Ma perché scusa, noi già lo facciamo così, perché non lo possiamo fare registrando e avendo un riscontro registrato su pellicola", che pellicola non è, su un cosa, perché dico pellicola? Boh. No, per pellicola, perché comunque io all'epoca, avevo anche fatto delle foto, adesso mi ricordo, vedi mo perché parlo di pellicola. Ciao Pippo, non so se ti torno a salutare. Praticamente noi facevamo con avevo fatto delle foto con una pellicola particolare, quella che usavano i militari una volta, che quindi, riprendevano infrarossi. Ciao Paolo, buonasera, che piacere vederti, leggerti. E quindi facevamo queste foto e io a casa mia avevo preso, un fascio di luce che veniva dal su fino in fondo, bianco, e poi avevo preso la forma di una donna, diciamo che dalla capigliatura, perché aveva i capelli tutti tirati su e con un cocon qua, penso primi '900, fine '800 più o meno. Non so chi sia, non ho mai interrogato la cosa, non ho mai approfondito, anche perché eravamo in un'altra casa all'epoca e queste cose non le facevo. E quindi poi abbiamo deciso di fare questo canale, per vedere se riuscivamo ad avere riscontri. Ti devo dire che sono molto soddisfatta dai nostri riscontri, per quanto 1000 dubbi, 1000 cose, perché possono essere sia delle anomalie dovute comunque alle telecamere o alle registrazioni. Tu mi fai sempre quelle domande. Ciao Cristian, un bacione. Sempre gentilissimo anche tu. Tu mi fai sempre 'ste domande, Roby, cosa penso della situazione? Non è una bella situazione, Roby, sinceramente, e tu lo sai come la penso, non mi piace. Penso che tutto quello che è successo perché, siamo un popolo purtroppo che è troppo credulone a quello che dice il governo, anche perché abbiamo decenni di prove che non fanno mai il nostro interesse, ma sempre il loro. E quindi capisci che, non ho una gran stima più degli italiani. Mi dispiace, ma proprio perché io credevo di essere in un paese che fosse libero mentalmente e di cuore e molto elevato rispetto ad altri paesi a livello spirituale. Mi sto purtroppo ricredendo. Mi sto ricredendo di brutto e ti giuro mi vien da piangere perché è un'amara delusione, perché io non pensavo che e mi metto dentro anch'io, perché all'inizio anch'io so stata credulona, però dopo 1 anno mi son svegliata,
perché ho cominciato a farmi le mie domande e a chiedermi se era boh, dai, voglio essere positiva. No, cancelliamo tutto, voglio essere positiva. Oggi, per esempio, anzi, sono 2 giorni, no oggi, che sto sentendo delle notizie che mi piacciono tanto. I farmacisti ospedalieri che hanno incominciato a porsi delle domande. È vero Christian, hai ragione, sono lì per la poltrona, non per il popolo, ma i popoli dovrebbero farsi rispettare, quella è la mia delusione purtroppo. Invece abbassiamo la testa e ubbidiamo sempre. Ci dicono salta su una zampa, su una gamba e noi ci saltiamo e noi ci facciamo domande e non domandiamo perché è vero o non è vero, ci stanno prendendo in giro. Siamo in mano a gente che ormai sono decenni e non c'è differenza tra destra, sinistra e centro, sono tutti uguali, fan finta davanti a di noi di litigare. Dopodiché sotto banco fanno i loro corde. Quindi capisci che la rabbia e la delusione è tanta. Ora è il popolo, sì Claudia, che deve far la differenza, alla luce di tutte le verità che vengono fuori. Eh sì, ma ci deve anche essere gente però che ci crede, il problema è che non ci credono ancora, è quello che fa male, capisci? Perché io vedo, parlo con gente che guarda, io ti devo dire, guarda, ieri ho preso un'incazzatura tremenda. Sono andata, dai sindacati perché dovevo fare l'ISEE, okay? Lì ancora è obbligatorio entrare con la mascherina. Io mi sono rifiutata, ho fatto una mezza litigata, ho detto parole che non avrei voluto dire, perché poi io lo sapete cosa taglio, no, quando faccio i video, taglio le parolacce. Ecco, quando voi vedete i miei video tagliati è perché ho detto delle parolacce e tante volte non son solo parolacce, parolacce, ma me la prendo anche con qualcun altro più in alto. Ecco, quel giorno lì me la son presa con quello in alto, tant'è vero che mi hanno ripreso, mi han detto: "Ma perché fai questa cosa?" Ma perché fate voi questa cosa?" Gli ho detto io. "Siete esasperanti, non vi si sopporta più." Gli ho detto: "La legge dice che chi lavora, okay, deve essere datore di lavoro che dice che se vuoi la tieni, se no non la tieni. Io che sono cliente, perché sono venuta lì come cliente, non sono obbligata a tenerla. Loro non mi facevano entrare se io non la tenevo su." Allora mi è partito l'embolo. Mi dispiace, a me quando parte l'embolo e son partita a bomba. E ho detto anche cose che poi mi son pentita di aver detto, perché comunque io in sostanza sono una persona educata ed evito le parolacce. Evito quando sono in pubblico, perché poi quando son da sola mi sfogo. È brutto dirlo, ma son così. Ecco, allora, guarda, m'è partito l'embolo e ho detto quello che non dovevo dire e poi mi son pentita. Poi vabbè, quella dei bambini poi è un sì al CAF, ero andata al CAF. Brava, guarda, devo dire un bacio a tuo padre, perché è una persona intelligente, punto. Vedi le persone intelligenti come si capiscono, si vedono subito, che non ha senso, ma quello che hanno fatto i bambini poi è stato orribile. Come puoi imporre ai bimbi di mettere la mutanda, perché quella è una mutanda messa in faccia, inutile, assurda. Vi dico la mia, io l'avevo una in stoffa, perché l'ho persa, non so neanche dove è finita tra l'altro. L'ho tenuta per mesi finché non puzzava, poi la lavavo e poi la rimettevo su. A volte anche bagnata, perché tanto chi se ne frega, poi si asciugava addosso. Ma non me ne cioè, ragazzi, io non le sto neanche più comprando. Ma poi siamo andate al cinema, perché erano 2 anni che non andavamo più, avevamo voglia di andare al cinema. Siamo andate al cinema, ci hanno obbligato a prendere quella col becco. Siamo andati lì che non l'avevamo ovviamente, no, ecco, ci han detto: "No, se vuoi entrare a vedere il film lo devi prendere." Ho detto: "Guarda allora e come facciamo?" Ho detto: "Io il biglietto l'ho preso mi restituisci i soldi del biglietto?" "No signora, le vendiamo qua dove dove si." Ah, salutalo, un bacione. Ehm se ce l'hai con me. Un bacione lo stesso anche se segue, Paolo, perché Paolo è bravissimo, eh.
Allora, guardate Paolo perché è un artista nel vero senso della parola, ma guardateli tutti quelli che sono collegati con me, che sono iscritti a me e io sono iscritta a loro, perché guardate che sono bravissimi tutti quanti. Ognuno nel suo campo è il top. Allora, aspetta, io torno alla mascherina per persone ginnastica per tutti i bambini. Benissimo, guarda, hai fatto benissimo perché è tanto inutile, chi se ne frega. Ok, Irma. Pensa, devi insegnarmi tanto i fornelli perché, anzi, io sono iscritta a tutti i canali di cucina perché sono una frana a cucinare, lo dico subito. A parte che proprio non mi piace, io sono nata a maschiaccio, per cui non mi piace cucinare. Io se mi dici pittura a casa, faccio prima. Preferisco pitturare a casa, o stirare odio. Per cui, allora, torniamo a noi. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Mi son persa. Ah sì, quella dei bambini, guarda, la mia mascherina, ah sì, al cinema ero arrivata. Insomma, ho dovuto prendere questa mascherina, altrimenti io il film non lo vedevo, pur avendo pagato il biglietto. Però una volta che ho superato la barricata, io l'ho tolto e nessuno mi ha detto niente. Cioè io ho speso 1,50 € per niente, perché ti rompono le scatole prima di entrare, ma una volta che sei entrata, se io l'ho tolta, nessuno ti dice "ah". Io sono andata al bagno, sono andata come si fa? Dove si comprano i popcorn, quelle robe lì, tranquillamente, senza nessun problema. Cioè, artista, ma con chi ce l'hai? Con l'artista? State parlando tra di voi, immagino, perché io dipingo anche, ma non sono a livello, anzi faccio schifo. E la mia amica Daniela, che è bravissima, ha fatto dei quadri che sono la fine del mondo. Insomma, sì, ti dicevo del cinema, ti ho detto. Oddio, io dipingo, però i miei dipinti non sono belli, cioè sono per mio sfogo personale. Invece quelli della Daniela son stupendi, perché lei proprio si connette con lo spirito, non so con quale, col suo interiore probabilmente, parte e fa di quelle cose che sono la fine del mondo. Io guarda, vi invito, se vi iscrivete. Ah, quello sì, sì, sì. Io sono purtroppo, ma il bello è che io sono come Don Chisciotte, vado contro i mulini a vento, perché purtroppo non trovo nessuno che mi appoggia da quel punto di vista lì, sono sempre da sola contro tutti, almeno così mi sento. Cioè, ho alcuni amici che la pensano come me, ma andare proprio adesso per esempio sto pensando, perché si può fare, anzi fatelo tutti ragazzi, perché si può fare, lo può fare chiunque. Partiamo dai comuni, iniziamo dai comuni. Sì, è vero, però io non so perché non ho l'abilità proprio anche dei soggetti. Diciamo che a volte ho provato ad andare in trance e farlo fare loro, ma mi vengono sempre solo spirali, non so perché. Lei invece parte e ti fa proprio dei ha fatto barche, ha fatto di tutto, è bravissima. Comunque stavo dicendo ragazzi, si può fare. Ma io sono molto critica su me stessa, Christian. Tu non mi sentirai mai dire che io sono brava a far qualcosa, sempre il contrario. Ma non per falsa modestia o per farmi dire che sono brava, perché proprio non ho autostima, ma lo so, ma su tutto. Infatti le sento sempre per 'sta cosa qua dai miei amici. Mi dicono sempre che sono troppo che mi uccido da sola, cioè mi disintegro da sola. Non ho fiducia in me stessa, è vero, è vero. È forse una cosa che devo imparare in questa vita, avere più fiducia in me. Allora ragazzi ascoltatemi, sì ho bassa autostima, hai ragione Osila, è vero. Son sempre stata così, eh. Ah no, dir la verità prima era peggio, adesso sono un po' migliorata. Un po' perché sono spinta dagli amici, un po' perché comunque un po' alla volta si cresce anche, ma rispetto a prima ma comunque son rimasta, con poca autostima. Prima ero pure peggio, lascia stare. Però quando per esempio una cosa che so di fare bene, ecco, perché poi parte
il mio ego in quel punto, a quel punto lì è quello che faccio su ED. Quello che faccio su ED mi piace e anche quello che faccio su Esoteric Whisper, perché con l'entità e con lo spirito mi trovo bene e su quello so di fare bene. Poi magari ciao Danolex Pro. Ciao ragazzi, non mi ricordo quanti anni hai, sei un carinissimo ragazzo anche tu. Guardate anche lui, iscrivetevi a Danolex Pro. Danolex Pro. Insomma, non so dirtelo, perdonami, non so leggerti bene. Cosa stavo dicendo? Quando mi perdo, poi mi perdo. Insomma, su quella roba lì, su quello che faccio a livello spirituale, so di avere Dano. Ok, allora scrivetevi anche su Dano perché fa bei video. E fanno tutti bei video. Iscrivetevi su tutti. È vero, Paolo, bisogna usare il cuore. Bisogna fare, no, allora, bisogna essere connessi col proprio io interiore. Una volta, se tu sei connesso con te stesso, con la tua anima, chiamiamola meglio, con la tua anima, non hai paura di niente, non hai paura di nessuno, capisci dove c'è la verità, perché te lo dice la tua anima, e la tua anima sa sempre. E la mente ti mente e ti può ingannare, l'anima non ti inganna mai. Ma guarda, sul discorso, Roby, sul discorso di ideologia, chiamiamola così, ma non è ideologia, è connessione. Come si chiama il canale? Esoteric Whisper. Oh, aspetta, te lo scrivo qua, guarda, te lo scrivo in chat, se trovo la freccetta, zio Canarino. Oh, mi si è spento. Ah, ecco qua, mi si era spento il mouse. Allora, Eric Whisper of Gaia. Eccolo qua. Allora, Esoteric Whisper, ok, quella è. E lì parliamo di spiritualità, lì parliamo di Reiki, che abbiamo fatto i corsi di sciamanesimo. Lei, uno l'ho fatto con gli stessi maestri che l'ho fatto io, io li ho fatti con Giosuè e Valerio. E lei però le ha fatte anche con altre persone. E poi io, per esempio, a me piace tantissimo, ho fatto corsi per il, come si chiama? Oh, la mia memoria, che poi mi piace tantissimo farlo, ma mi dimentico sempre come si chiama. Boh, non mi viene in mente, quella col pendolo per capirsi. Lei invece ha fatto quelle dei cristalli. Io per esempio coltivo le erbe, mi faccio gli oli, l'oliolito, voglio imparare anche a distillare per fare le essenze, ma lì ci vuole una macchina enorme, mi pare sui 4.000-5.000 euro costa per poterlo fare, per fare gli oli essenziali che io adoro. Infatti nel giardino c'ho la lavanda, c'ho tutte le piante che possono servirti, l'aloe, c'ho tutto. E mi piace proprio fare queste cose così. L'altro giorno mi sono ritrovata che avevo provato a piantare nel giardino le ortiche. Buonasera, buonasera, ciao. Non riesco a leggere il tuo nome perché è scritto Enea. Ciao. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Aspetta che guardo da tutte le parti. Ciao Dan, sei andato anche di là, bravissimo caro. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Porca miseria, non mi ricordo. Ah sì, che sono andata nell'orto, che dovevo seminare il radicchio,
l'insalatina, quella da taglio, e mi sono ritrovata ad una pianta alta così, non so se riesce un po' più alta, insomma, così, mezzo metro di più, no, un metro forse, un metro era, altro che mezzo metro, di ortica, mi sono rovinata le mani. Ecco, con quella volevo far la frittata, ed è bello anche fare altre cose, perché con l'ortica è piena di vitamine, c'ha sali minerali, la vitamina A, la vitamina K, la vitamina C, vitamina C. Quindi è bellissimo, solo che poi ho dovuto toglierla perché altrimenti mi rovinavo, ragazzi, sono stata con la mano mezza paralizzata per un giorno. Così. Sì, sì, con le ortiche, è una cosa bellissima, cioè con le ortiche fai di tutto. Ed è anche medicamentosa poi alla fine. Se voi vedete cosa c'è Roby? Cosa ho saltato? Mi avevi detto qualcosa, ho saltato qualcuno? Qualche tua domanda? Ciao Dano, vai via? Non lo so, se vai via ciao, perché non ho capito perché ti stanno salutando, comunque ciao. E se voi vi ricordate, nell'antica Roma, come la usavano l'ortica, gli antichi romani, quando la trovavano lungo il cammino, no? La prendevano e si fustigavano perché aveva delle proprietà che faceva bene, per prendere tutte le proprietà che aveva proprio anche la parte urticante della pianta. Ah, ok, va bene. Tranquillo, salutate, non c'è problema. E questo è. Cosa c'è? Mi stanno salutando dall'altra parte, ma non riesco a leggere. M. Rus, ciao, non so chi sei, non mi ricordo, c'è uno dei nuovi che ho e che non so leggere nella tua lingua, come ti chiami? VNK Top M. Rus. Se lo avete, lo conoscete, iscrivetevi al suo canale. Se non sbaglio, è un canale di giochi. Perché io ultimamente ho tanti giochi, tanti cuochi, tanti di tutto di più. Poi gli animali, mi sono iscritta a tantissimi canali di animali perché io li adoro. I cani, i gatti sono la mia vita, e anche gli uccellini. Poi sono andata anche nei pescatori, bravissimi. Ti ho fatto una domanda, non l'hai letta? Ah, oh porca miseria, aspetta che vedo se riesco a trovarla. Allora, comunque sei molto energetica, Lisa. Volevi scrivere lì, eh? Fare tutti questi viaggi in posti incredibili deve essere pesante, ma se la passione va oltre. Ah, ecco, era questa la domanda? Quella dei viaggi? Allora, andiamo un po' più su. Ma più... Vabbè, quella del contro, vabbè, ti avevo già risposto. Ma fammi la domanda, perché probabilmente non l'ho letta. Ah, era questa? Ok. Allora, Dio, la passione c'è sempre stata. Paura, come ti ho detto altre volte, io non ho paura dei morti e neanche degli ultradimensionali, come li chiamo io. La mia paura è sempre per i vivi, perché non sai mai chi trovi. E nelle case disabitate solitamente ci trovi senza tetto, che possono essere anche dalla Russia. Ok, un bacione alla Russia, a te e alla Russia. Sono una fan della Russia. Più vi danno contro, più divento fan. Io sono fatta così, sono un bastione contrario. Se vi parlano bene, allora non vi amo più, ma finché vi parlano male, vi amo. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Aspetta che gli scrivo la Russia qua un attimo. Kiss ai russi. Non so come si scrive, penso che lo capirà, spero, magari lo sta scrivendo su Luna d'Argento. Ok, aspetta. Oh mamma, cosa ho fatto? Ho fatto un disastro. Ah, ecco qua. Un attimo, ragazzi, perché con 3 profili aperti è dura l'avventura. Anch'io sono con loro, guarda.
lui ha un canale sulla natura della Russia. Andate, guarda, lo trovate se voi andate a fare un salto sull'altro mio canale che è Luna d'Argento, dove c'è l'Aquila, che è il mio spirito psicopompo. Ehm, c'è appunto questo canale qui con cui sono iscritta, però non ce l'ho sugli altri canali, andrò anche con l'altro, con gli altri due a iscrivermi, così la prossima volta ce l'ho anche sugli altri canali. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Non trovo l'amico russo. È di qua, è su Luna d'Argento. Finisce con M Rus. Se vai su Luna d'Argento lo trovi, Roby. Ha scritto che lui ha un canale che fa natura. Io sono energetica perché taci, ma certo sì, perché io lavoro con le energie, per cui sono energetica sì. Vedi che su questo io non ti dico che non è vero, però ci sono gli altri che sono più forti di me, io sono bassa, vedi, comunque viene la mia autostima rispetto ad altri. Però quello che ho mi piace fare i miei viaggi, i miei bei viaggi. Grazie Ausilia. Dopo fa il ricambio ricambierò con Luna d'Argento. Non so se sei anche su Cica 64, perché io giro su tutti, sto cercando di avervi un po' tutti su tutti e tre i canali, anche perché appunto se ho intenzione di fare queste cose a tre, perché così faccio crescere tutti e tre i canali, gli altri due vabbè un po' così. Questo qui diciamo che l'una deve crescere. Oh, qua abbiamo Michele e Elena, ciao! Un bacione marito e moglie. E ti stanno salutando, Roby, su Cica 64. Non tanto, Silia, ti devo dire la verità, non ho tanta autostima. Ci sono momenti, dipende dai momenti e dalla cosa, su cosa, diciamo, su quello che è il mio lavoro a livello spirituale, lì sì. E lì devo anche tenermi bassa perché altrimenti ho paura che mi parte l'ego. Devo dire la verità, lì combatto tanto con l'ego perché lì mi sento sicura in quello che faccio. Meno quando devo fare ovviamente lì bisogna andare di persona, no, si deve andare nel castello, nella casa, e lì la passione ci vuole perché ci metti benzina, ore di viaggio tante volte e devi avere passione perché diventa anche stancante. Ci devi passare dalla mattina alla sera o farci la notte, quindi lì la passione ci deve essere. Assolutamente sì. Poi, però io amo anche fare quelli astrali. Ultimamente però sono bloccata, non so perché, e non riesco più a fare i miei viaggetti astrali, che a me quelli piacciono da morire. Lì vado ovunque. Però l'ultimo mi è piaciuto perché mi sono ritrovata su una montagna. Non so se è una grande psiche, ma sicuramente ho una buona spiritualità, quello sì, perché devi sentire il luogo dove vai, non solo vederlo fisicamente, sentirlo a livello vibrazionale, proprio fisico, ma devi sentirlo anche ad altri livelli, insomma, quello sì. Io lavoro molto comunque sull'inconsapevole, nel senso che diciamo che ho delle buone guide, abbastanza potenti, e devo tutto a loro, perché se fosse per me non, non sarei così protetta, perché io mi butterei a come si suol dire, no? A corpo morto. E mi butto a corpo morto e io ho sempre le mie guide con me, insomma. Ah, ma non importa, l'importante è che ti rimane dentro l'esperienza, Roby. Anch'io tanti viaggi non me li ricordo neanche. L'ultimo l'ho fatto, ti stavo dicendo, ero in un posto che era tra la pianura e la montagna. C'erano delle rocce bellissime e mi ha fatto capire che ho dentro di me ho dentro di me la luce, non per vantarmi, cioè non voglio dire questo, ma perché adesso ti spiego com'è stato questo viaggio.
Praticamente c'era 'sta montagna, c'erano delle rocce che contenevano come dei cristalli ialino, sai il cristallo ialino, no, però erano la forma era quella, però erano di luce dentro, come se avessero una lampadina. Può essere, tu mi fai sempre domande. Sarò scappata per non rispondere, magari non mi sentivo all'altezza. No, tu falli sempre, io se sono in grado ti rispondo. Se non sono in grado ti dico di no, preferisco dirti di non sapere piuttosto peace e love. Al russo, sto parlando. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Sì, c'era sta luce dentro questo cristallo c'era come una luce e io me li sono inseriti sulla mano destra, l'anulare, e mi è venuto come un anello di luce all'interno del mio dito. Non si vedeva fuori, ma dentro. Un altro come un bracciale sul mio, braccio sinistro e poi una Michele e Elena, bacioni. Una collana sempre di luce. E con me c'erano anche altra gente che ha scoperto questa specie di giacimento, ma non era un giacimento, era tutto intorno a noi poi alla fine. E hanno raccolto tutti sti cristalli e più li raccoglievo e più diventavano enormi, nel senso più ne trovavo di grandi. E a un certo punto alcuni hanno detto andiamo a venderli. Ed erano dei cristalli curativi, adesso che mi penso. Alcuni hanno detto andiamo a venderli perché siamo senza lavoro in questa situazione, in questo periodo è brutto, andiamo a venderli, tiriamo su un po' di soldi, così mandiamo avanti la baracca, no? Sono stato molto felice di visitare i miei amici e io sono felice, aspetta che gli scrivo a lui, un attimo. Ok, scritto in italiano, ma se lo tradurrà, penso, no? Al nostro amico russo. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. E questi qui han voluto vendere questi. Ciao, bellissima, immagino sei Cristi. Guarda che ho visto il tuo video, mi è piaciuto tantissimo. Dopo parliamo anche del tuo video, eh. Aspetta un attimo che finisco sto concetto, poi passo da te. Allora, stavo dicendo, ho visto questa persona hanno cominciato a vendere, hanno venduto questi cristalli, ehm, e ha incominciato ad ammalarsi, perché questi cristalli erano praticamente, curativi, quindi io l'unica che se li è tenuti per sé e stavo anche pensando: "Forse sono egoista, forse dovrei darli in giro", perché io poi li darei anche gratis più che venderli, anche se magari sto morendo di fame, glielo regalo. Sì, un bacione a te Roberto. Ehm, e poi niente, 'sti qua si sono ammalati, ho detto forse era meglio che se li tenessero per loro, no. Okay, torniamo ai Rip Ghost. Hanno fatto un video veramente bello. Allora, non so se hai letto che ti ho lasciato dei messaggi con Luna d'argento, in cui mi sono messa a esaminare, però così, non ho usato l'app per esaminarla, quella dove io, esamino i miei video, e ho beccato diversi EVP. Uno te l'ho segnato, gli altri no, perché siccome ho avuto il sospetto, e forse lì tu mi dirai se è vero o no, che praticamente, io so ma lì gli ho risposto al russo. Torniamo a noi al video dei RIP. Probabilmente sentivo i tuoi amici che tuo marito e gli amici tuoi, che adesso non so come si chiamano, ti chiamo amici perché, so solo te Roberto poi di nome, che erano fuori magari che parlavano e la telecamera ehm ha ripreso le voci, di loro fuori, per cui non ero tanto sicura. Un'altra cosa che ho visto nel tuo video è sulla porta, quando tu ti sei seduta giù, non so se ti sei inginocchiato, hai detto che ti sei inginocchiata e, sulla porta a un certo punto passa, io son sicura che è un orzo, perché è proprio una pallina
che passa. Lo vedi che è una pallina, non può essere un insetto. Un'altra pallina l'ho vista, però non so se te l'ho segnata, quando eri poco prima che arrivassero i tuoi amici e tuo marito ti raggiungessero dentro, che stai parlando, e non so se ti sei abbassata di nuovo giù come hai fatto nella stanza di sopra, e diciamo da dietro di te, ci sono stati anche tanti insetti che passavano, davanti però. All'improvviso passa questa sfera, un po' più grossa dell'altra che avevo visto, che da tuo dietro viene in avanti, ti supera in avanti. Almeno io questo ho visto. Guarda, vedi un po' se è quello, non lo so. Ti auguro bene, guardo sempre i tuoi video. Ah, che caro che è, sto russo mi piace sempre di più. Io guardo sempre i tuoi. Scusate, ho 3 canali aperti in live, quindi sto scrivendo un po' di qua e un po' di là e qualcuno lo salterò. Io guardo sempre i tuoi, mi piacciono tanto. Ecco qua. E ti auguro ogni bene. E vi voglio bene a tutti. Anche se non è italiano, chi se ne frega. Vi voglio bene a tutti. Viva il mondo. Viva la pace e amore. Vai. Dicano di me quello che vogliono, mi dispiace, ma io adoro tutti quanti, tutto il mondo, tranne i prepotenti, io amo tutti. E non è che si deve odiare un popolo perché sono in guerra, non si può odiare un popolo perché magari un capo è quello che è. Ecco, guardiamoci i nostri capi che non sono dei santi e chiudiamola qua. E di che sei unica, oh signore. Grazie Ausilia, sei troppo gentile. No, dai. No, perché dopo no, cambiamo discorso, non parliamo di me. Allora, questa se volete sapere qualcosa sulla casa, io adesso ho parlato della casa dove è andata e dove sono andati i Rip Ghost, che è bellissima quella casa, mi piacerebbe andarci anch'io sinceramente. È stupenda quella casa lì. Già appena fuori ti dà una sensazione, e io la vedo solo dal computer perché non ci sono mai stata, e avere proprio ti dà la sensazione che non c'è niente di male. Io non trovo male mai da nessuna parte, sarò strana, ma son così, non posso farci niente. E lì io trovo tanta deve esserci delle energie, ma non sono cattive quelle che son dentro lì, io non lo sento così. A parte che io non credo. Più avanti adesso farò uno scoop, di qualcosa che non uno scoop, come si dice? Quando dici una cosa prima che non dovresti dire. C'è un termine, non mi viene. Ti ho chiesto, ho visto le registrazioni. Cosa? Di cosa, Ausilia? È vero, siamo tutti esseri unici, ma perché ognuno di noi ha un percorso suo spirituale, ognuno ha una prova da fare, ognuno ha qualcosa da imparare. Spoiler, bravissima Claudia. Vedi, ma che brava, ho proprio bisogno della segretaria che mi manca la Daniela, di solito è lei il mio supporto. Guarda, mi piacerebbe tanto venire con voi a fare anche più di un'indagine, Cristina. A me piace sempre rapportarmi con gli altri gruppi. Ho un piccolo problema, devo venirci da sola però, perché per motivi X non posso portare chi è con me. E per cui quando faccio l'accumulo con altre persone devo andar da sola. Hai visto, son sempre da sola quando vado con gli altri. Beh, non sempre, alcun tempo fa no. Ehm
O no, no, i Rip Ghost sono Cristina e Roberto, Daniela e nelle Whisper. Non ho... Grazie, grazie a te. Aspetta, Anna, che rispondo russo. Grazie a te. Is. Bacio. Ok, do baci a tutti oggi. Ora sono diventata espressiva a tutto a un tratto. Nel video c'era la riproduzione di ciò che si dicevano gli spiriti. Sì, il bello mi piace. Allora, io adoro quando ci sono gli EVP. E per quanto magari possa dare fastidio a qualcuno che uno li metta tutti, io secondo me quello che tu trovi va messo. Se io son partita dall'idea che comunque Madonna sì, Cristina, è tutta. Io guarda, farei un caravan di gente che portarmi dietro, solo che poi diventa troppo rumoroso. Io ho sempre detto, il bello delle indagini è il silenzio, perché se no non riesci a sentire, siccome io amo gli EVP, non trovi e non hai i riscontri che vorresti, tutto lì. Io salto da un argomento all'altro e non finisco mai uno. Se sono rimasta indietro di qualcosa ditemelo che lo riprendo e finisco il discorso, perché poi mi accorgo da me, perché parla uno, parla l'altro, parla quest'altro, riesco mai a fare un discorso compiuto. Fine, inizio. Oh, ciao Lucio, il mio amico Luciotto. È una vita che non lo vedo, non lo sento più. Tutto bene, caro? Vedi che ogni tanto le faccio le live, tu che mi sproni sempre a fare le live, io ti dico che non le voglio fare perché non mi sento a mio agio, perché mi sento insicura e via dicendo, e via dicendo. Poi dopo parto e parlo sempre e non la finisco più. E quello è anche un modo per buttarsi contro la tua insicurezza, no? Io mi butto avanti per non cadere indietro, dicevo quando ero piccola. Allora, io vado, c'è la riproduzione di ciò che dicevano gli spiriti. Ah no, tu, nel video, no, io vado. Sì, è bello, sì, quando ci sono è bello quando ci sono gli scontri degli EVP. Io li amo profondamente. Poi magari puoi anche sbagliare perché l'EVP ha la caratteristica che magari la sento io, sento una cosa, sento un altro, ne percepisci un'altra. Magari dove ho sentito io un altro non sente. Poi devi anche metterci il discorso. Sì, infatti, nel diurno sì, c'è la difficoltà che ci sono più rumori esterni, purtroppo. Di notte bisognerebbe andare. Ciao Tere, bacioni anche a te. Le piante di Tere, seguite anche lei, seguitevi tutti, seguite i Rip, seguite Roby, seguite tutti quanti. Michele e Elena, seguiteli tutti. Seguite anche il mio amico russo. Mamma mia, mi sta facendo un disastro di complimenti. Il russo, grande uomo. Grazie. Sei gentilissimo. E poi io dico sempre, rispondo sempre allo stesso modo. Sembra che uno, ma più che dire siete gentilissimi, io lo ripeterò, sì, per me siete sempre tutti gentilissimi. E il bello appunto, il bello degli EVP è di notte, dove non ci sono tanti, dove non c'è, in teoria dovrebbero essere quasi tutti a dormire, per cui dormendo ci sono meno rumori e quindi però se tu hai fatto caso, Cristina e Roberto, se voi avete fatto caso, che siete nel ramo, quindi in questo caso mi tocca rivolgermi a voi, gli EVP hanno tante varianti, io lo dico sempre. Non so se voi avete fatto caso, tante volte sulle parole di una persona si sente le parole dell'entità. È difficile, devi un po' allenare l'orecchio. Io ho fatto fatica a imparare 'sta tecnica, non so, guarda, l'ho fatta in automatico, non so neanch'io se mi viene così, okay. E tante volte devo spiegargli anche a chi è con me, no, dice: "Ma no, ma se è la tua voce". E io dico: "No, ascolta bene, non è tira via la mia voce e ascolta sopra cosa c'è". E a forza di dai, di dai, di dai, poi ci arrivano. Io non so come ho fatto ad arrivarci sinceramente.
l'ho fatto e son contenta perché ho trovato riscontri non indifferenti. Ma poi, a me piace tantissimo quando e mi è capitato poco, ma mi è capitato, quando, mentre c'è, la spirit box, che sta parlando, senti proprio le VP sopra la spirit box. È bellissimo, è stupendo, cioè lì io vado in brodo di giuggiole perché è una cosa. E sull'ultimo l'ultima registrazione, che è stata, veramente, l'ultima, quella che ho fatto della casa del bambino che piange, nella spirit box, ripete praticamente quello che io ho detto, ma 2 volte, non 1. C'è adesso non mi ricordo, adesso ti faccio un esempio perché io li guardo, li riguardo, li riascolto 40.000 volte, poi non li voglio più vedere e li cancello, per cui, non dico neanche esattamente quello che c'è, è da vedere il video per trovarlo. Quando uno è quando si è spenta la spirit box e io ho fatto proprio da scocciata, ho riacceso la spirit box e mi hanno risposto anche loro dall'altra parte, e lì ho riso come una matta perché non me l'aspettavo. È stato bellissimo. E poi l'altro è quando, ma mi vien da ridere perché cioè avevo fin le lacrime, ti giuro, perché, ti emoziona questa cosa qua, perché vedi che c'è proprio. Ciao Dano, un bacione, grazie per essere stato sia su un canale che sull'altro, sei stato gentilissimo. Bacio bacio. Ciao mitico, ci vediamo sul tuo canale. Iscrivetevi a Dano, che anche lui è un bel è un ragazzo che contraccambia le visual, e i commenti. E quindi cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Ah sì, sempre della Spirit Box, che io dicevo: "C'è nessuno qui", io adesso dico questo, ma la frase esatta non me la ricordo, la vedete se andate a vedere l'ultimo video che ho fatto, e senti che ripetono esattamente quello che io ho detto, tipo: "Sei nessuno qui", nella Spirit Box senti: "C'è nessuno qui", e più di una volta tra l'altro, che io sono rimasta basita, ho detto: "No, non può essere". Cioè a un certo punto sembrava che fosse la mia voce che usciva dalla spirit box e lì sono rimasta non basita di più, ho detto: "No, non è possibile". Poi la seconda volta che l'ho ascoltato non era la mia voce, però io la prima volta che l'ho sentito, ti giuro, pensavo fosse la mia. Ho detto: "Ma com'è possibile?" Cioè lì è solo in uscita, non è in entrata, lo sapete com'è una spirit box, non è che ve lo spiego io, no, ecco. Quindi, è stato veramente, ti dico, in altri posti ho preso di più. Questa casa qui però è particolare. Io la mia paura sai qual è? E mi dispiace che finirà di crollare, la spianeranno, faranno campo, non so cosa vogliono fare in quel terreno lì, e non avremo più la possibilità di andarci, perché è un tesoro quella casa lì, è un tesoro che da cui puoi attingere ancora tante cose. E ogni volta che vai trovi qualcosa di diverso rispetto alla volta precedente. Lì la prima volta abbiamo preso un'entità, la nostra prima entità che abbiamo ripreso, quella che si girava verso di noi e poi girava verso la casa. E lì la prima volta abbiamo visto un UFO mentre ci stavamo andando, ed ero talmente nervosa, avevamo tutta l'attrezzatura nel portabagagli, che non riuscivo a fare andare il cellulare per riprenderlo, ero tutta che tremavo, e ci ha accompagnato fino alla casa. Era sopra alla nostra sinistra, sopra la nostra auto. E sì, è vero, capita anche che si anticipino le domande. Tante volte ti rispondono ancora prima che tu, a me è capitato spesso, se hai visto i video, io pensavo una domanda, poi la facevo, mi avevano già risposto. E ci sono tante cioè queste cose qua a me mi entusiasmano, perché mi mandano su in brodo, e per quello dico che poi lì devo tenermi bassa con l'ego, perché, a volte ho dei risultati che non mi aspetto, che poi mi portano su di gioia, no, dico: "Ah, che bello, ci sono riuscita, che bello!" E mi esalto, e lì è brutto, perché poi puoi andar fuori dai gangheri, nel senso che poi ti credi chissà chi, no, io non voglio credermi nessuno, ritorno giù, mi do giù da sola e ritorno giù. Ma è bello, mi piace, cioè è una cosa che mi piace tantissimo, adoro farlo.
Mi sono iscritto, avevo perso il canale tempo fa. Dove? Sui RIP? Sì, iscrivetevi sui RIP Ghost che sono molto bravi, eh. Poi c'è Cristina che cos'è, Medium? È brava lei, cioè. Ecco una cosa, poi ho visto un altro gruppo questi giorni che non me ne vogliano, vi prego, perché siete in tanti, avete tutti i nomi talmente strani che io non riesco a starvi dietro tutti. Un bacio, ciao cara Ausilia, grazie che ci hai seguito fino adesso. Un bacione grande grande. Iscrivetevi al canale di Ausilia, Donno, mi raccomando, che anche il suo è un bel canale. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Eh, porca la miseria. Fabiola, ciao! Ah, questa è la nostra amica sciamana udinese che ci siamo visti, siamo andati con l'altro gruppo, l'Esoteric Whisper of Gaia, e siamo andati su ehm, stavo dicendo Cesenatico, non so perché mi è venuto Cesenatico, pazzesco, che è tutta un'altra zona, che non è in Friuli, su ad Ardago, insieme ad altre persone che praticano come noi. Lo so, non ricordo. Non ti preoccupare Fabiola, non c'è problema, non c'è assolutamente. Ciao ombre e oltre. Un bacio. Sì, cosa stavo dicendo? Sì, ad Ardago siamo state. Abbiamo fatto ci siamo riprese, vedrei se volete, potete vedere i video che sono su Esoteric Whisper of Gaia, in cui siamo andate tutte quante lì a fare alcune cerimonie, diciamo, spirituali. Un ringraziamento a diverse entità. Sì, infatti Lucio, è molto importante dare dei riscontri. Lo so, ma sta poco, ci si sta poco a. Ho bisogno di ferie, sì. E il problema è che ci vogliono quette per andare in ferie e me ne andrei fuori dall'Italia e non tornerei più, credimi. Ciao Katia, un bacione anche a te, carissima. Mamma mia, ma quanti siete? Siete tantissimi. Un bacione veramente. Adesso un attimo che devo fare un attimo una pubblicità dei canali. Mi raccomando, chi ci segue e non è iscritto, iscrivetevi, accendete la campanella e lasciate un polliciotto attivo in su possibilmente, ma anche in giù va bene lo stesso, tanto vale uguale. Potete mettere tutti quelli che volete in giù, non ce ne può fregare di meno. Tanto ha la stessa valenza di quelli in su. Non mi sono mai arrabbiata per quello. A meno che non ho capito chi era e sapevo per quale motivo lo aveva messo, allora in quel caso, visto che da loro io ho sempre messo il pollicino alto, mi girava un po' le scatole che mi ricambiassero in questo modo, ma poi alla fine lascio correre, non me ne frega niente neanche là, tanto vale uguale. Eh sì, Lucio, ho bisogno proprio. Torniamo a noi. Cosa stavamo dicendo? È importante. Eh sì, gli scontri non sono facili da trovare. Ehm, e poi si sa che quando hai a che fare comunque con la tecnologia e potresti anche mettere mano, e allora ti rimane sempre il dubbio. Poi io sono una che se non ha provato lei una determinata cosa, il dubbio che l'altro, mi dispiace, non è per cattiveria, ma siccome a me la cosa non è capitata, io due domandine me le faccio, dico ma come? Io sono da quando sono nata che pratico determinate, se non pratico vado a scontro o di scontro con alcune. Andiamo in Madagascar, Fabiola, che te devo dire? Se mi paghi il viaggio, mi mantieni, io vengo pure. Purtroppo non mi posso muovere, adesso come adesso. Cioè, anzi, anche se trovassi qualcuno che mi paga, ti devo dire la verità, non potrei. Uomo della Russia,
posso supportare i tuoi amici online. Ma vedi un po' tu, se vuoi, fai quello che ti senti. Se andate su, come si dice, Luna d'Argento, c'è il mio amico russo che vi supporta se volete, si aggancia a voi. Aspetta un attimo che vedo se riesco a portare. È che adesso con 3 canali è un casotto, non riesco a portare il link di uno sull'altro, cioè potrei anche farlo, ma per me in questo momento mentalmente è molto pericoloso perché andrei in balla, veramente. Roby, io la monetizzazione ce l'ho su 2 canali, però ti devo dire la verità, per me è una gran cagata, detto proprio papale papale. E sai perché? Luna d'Argento è un altro mio canale, Fabiola, dove c'è l'Aquila che è il mio psicopompo, è come avatar. Allora, e invece su Cica64 c'è il mio animale di potere che è la tigre. Allora, torniamo a noi. Grazie, sei un amore. Stavo dicendo, non mi ricordo più, scusate, devo far entrare il cane. Dai, Tato, entra. Ti sei fatto male? Che zoppichi, piccolo mio vecchietto. Allora, stavo dicendo, non mi ricordo più. Ah sì, per quanto riguarda la monetizzazione, è una gran cavolata. Allora, noi siamo monetizzabili da circa 2 mesi con ED. Con Whisper ancora non ho aperto, non ho ancora messo il codice della AdSense, per cui ancora non è monetizzato, nel senso che sta contando, però non gli dà nessun soldo, non dà soldi al canale. Allora io ti dico in 2 mesi, scusami, ma quando ti dicono monetizzare prendi un sacco di soldi, ti dico io quanti soldi ho preso in 2 mesi che sono monetizzata. 6 euro, sono ricca, e 5 euro che mi ha donato Ivan, che è un altro canale, quello che fa sui giochi, che è un fighissimo, è veramente fighissimo sto ragazzetto, sto uomo, perché è sposato e ha figli anche. Ciao a tutti i miei viaggi, bacione, buonasera a te. Ecco, quindi secondo me è una gran cavolata quella ehm, quella della monetizzazione. O siamo noi che non lo sappiamo utilizzare, o non so io. Ah, ecco, vedi che c'è il barbatrucco, devi superare 30.000 visualizzazioni per essere monetizzabile, cioè per guadagnare di più. E allora campa cavallo che l'Edba cresce, non siamo neanche a metà via, ma non ci interessa niente. Noi andiamo avanti, l'importante, ascolta, allora, se noi guadagniamo, schifo non ci fa. Io l'ho sempre detto perché comunque il lavoro c'è, i soldi per andare su e giù con la macchina o se devi dormire da qualche parte perché magari sei lontano, ci vogliono. Lavoro non ne abbiamo, cioè adesso lavorano i miei figli, io ancora no, per cui capisci che, ecco, vedi un altro ciao Sergio, un altro che viene a confermare che prima dei 20.000 iscritti non ti paghi neanche il pane. Ecco, e infatti io ti ho detto in 2 mesi 6 euro che non li puoi prendere perché sai che se non arrivi a 70.000 o 7.000, no 70.000 non puoi ritirare soldi, per cui sono lì, vanno in accumulo, ma siamo 5 euro che mi ha messo di donazione Ivan più i 6 euro e hai visto quanti soldi siamo e non li possiamo neanche ritirare, per cui ma chi se ne frega. Guarda, a me ragazzi, a me interessa che mi si prenda sul serio, che non mi si dia della malfattrice, che non mi si dia di quella che imbroglia, perché quello che è. Poi per amor di Dio ci sta che uno sbagli, perché? Perché comunque magari io sento in un modo e so sorda, uno che c'ha l'orecchio più fino del mio sente meglio, parlando degli EVP, ok? Gli effetti non li abbiamo mai truccati, non abbiamo mai fatto effetti speciali. Ho magari messo un po' di colore sulle montagne quando eravamo a camminare, giusto per rendere più appetibile il video, ma di là non siamo uscite, dal seminato, come si suol dire. Per cui, vai, buona serata, vai.
un russo del mio cuore. E capisci che è qualcosa che non diventerò mai virale, perché ci sono ascolta, allora, io vedo la differenza che c'è tra il mio canale e quello degli altri. Noi siamo papale e papale, siamo semplici nel nostro modo di fare. La gente piace, la gente che ci mette la musichetta bella, che ci mette gli stacchetti particolari, che fa che recita un po' di più rispetto a noi. Io non son capace. Amore mio! La mia socia, c'è arrivata pure Esoteric Whisper of Gaia. Amore mio di Daniela. Io non sento niente, allora però vedo le astronavi stella. È brava. Tu senti, è un modo di sentire anche quello, vedere, cioè vedere a sentire non è che cambi tanto, Fabiola. Siamo lì, comunque percepisci. Vuoi che attivo anche di là? Non so, io volevo. Riesci ad attivare anche tu, no, Daniela, Esoteric in live? O se no, la prossima volta che ci vediamo attacchiamo live anche con Esoteric. E che dovremmo essere qua tutte e due. Allora, Esoteric, per chi non la vedesse, è su ED in questo momento, per cui non sta interagendo con voi su Cica o su Luna d'Argento. C'è anche Umbe. Dov'è Umbe? Mi son persa qualcuno? Oh wow, buonasera a tutti dalla cos'è? Great Britain. Io faccio schifo con le lingue, ve lo dico subito, quindi sopportatemi. Un bacione a tutti. Ho tanti stranieri, per cui di tutte le lingue, e io a lingue faccio schifo, vi avviso subito. E quindi niente, Umberto, Sergio, di chi stai parlando? Chi è numero uno? È questo, forse, Exploring, parli di lui? Ok, sì, in effetti iscrivetevi anche a Exploring Great Britain, che anche quella lì è bellissima. Scusatemi la pronuncia, ma io faccio schifo. Tu sei pakistano, ma non ci crede nessuno, Roby. Ma neanche per idea. Mi piace chi va con lo zaino in spalla, Sergio. Io l'ho fatto per un mese circa in Spagna quando ho fatto il Cammino di Santiago ed è stato bellissimo. Se potrò ci tornerò di nuovo, è troppo bello. Torniamo di nuovo, di nuovo all'esoterismo, alle entità. Cosa ne dite? Lo so che anche tu viaggi da solo. Da sola, Fabiola, a te piace viaggiare. Se potessi viaggerei anch'io, ma purtroppo tra famiglia, figli, zii, e anche perché adesso in questi 2 anni ci hanno massacrato, è una cosa che mi sognerò per un bel po' ancora se non recupero a lavorare. E finché il canale non arriva a 20.000. Fatemi arrivare a 20.000, vi prego, ho bisogno di viaggiare. E se non guadagno da una parte devo guadagnare dall'altra. Boh, adesso che ho finito di fare i pianti andiamo avanti. Ah, perché imitavi il pakistano. Ok, va bene. Lo so, ma tu quando fai le imitazioni o quando fai karaoke mi fai morire, Robby, sei troppo forte. Grazie, io faccio 20.000 chilometri nei prossimi 12 mesi. Beh, che bello Sergio, riprendi tutto e facci vedere. Che bello la foresta del Messico. Ah, guarda, ti obbligo a farci vedere perché noi vogliamo vedere tutto. Non so poi lì dove beccherai la luce, la corrente per fare i video, non lo so, per ricaricare il cellulare e tutto, ma troverai qualcosa, no? Non penso che ormai le foreste saranno vicino alle città, non lo so, io non conosco la zona. Riprendi le esperienze con gli sciamani. Sì, sarebbe bene. E quindi io adoro andare per le case, ragazzi. Io questi 2 anni che, a parte che abbiamo girato comunque, ce ne siamo fregate, meno rispetto all'anno prima, però ragazzi ci
ci mancava veramente camminare e andare per il mondo. Ausilia, sei venuto dall'altra parte, ti sei trasferita di canale. Sì, è bello, è bello. È bello anche il Perù, sarebbe bello andare in Perù, veramente. È un pezzo che non sento più la mia amica del Perù, la Jacqueline. So che gli scrivo, che mi dimentico sempre piena di casini che non ne posso più. Uno di sti giorni gli manderò un saluto. E cosa volevo dire? Altro? Sì, ah sì, dicevo che c'è un altro video di un'altra location che ci ha segnalato la Daniela degli Esoteric Whisper of Gaia, dove noi abbiamo ripreso delle entità non male. Addirittura quando io dicevo non credo ai demoni, non credo, ecco lì non so se è un demone, non credo perché non mi ha fatto del male, ma passa davanti alla telecamera questa nube, chiamiamola così, nera. Ehm, Questa nube nera con un grrr. E sinceramente questa cosa mi ha molto intrigata, non pensavo. E non vedo l'ora di mostrarvelo perché adesso devo finire la lavorazione dell'ultimo qua. E un'altra cosa che mi dispiace è non poter entrare più nella Casa Rossa, perché lì sarebbe stato bello approfondire, perché se voi andate a vedere i video precedenti della Casa Rossa, a un certo punto dice qui è stato sotterrato qualcuno, qui sotto. E mi sarebbe piaciuto, perché lì al momento noi non abbiamo sentito, perché tante volte ci accorgiamo di quello che dicono quando analizziamo i video. Purtroppo non abbiamo potuto tornare perché strana cosa, non so se l'abbiamo ripulita noi perché abbiamo buttato incensi, perché comunque lì non sono andata però con il mio psicopompo a portare via le anime che erano rimaste, cosa che ho fatto invece a Colat, mi pare, sì, dove sono stata con Daniela e Isabella. E non so se ve l'ho detto, quando noi eravamo lì che gli avevo chiesto se volevano che li accompagnassimo, ehm, loro hanno detto sì. E, e una notte da qua, però non l'ho fatto lì, anche se mi diceva la nostra amica di Trieste, diceva che sarebbe da farlo di persona nel posto, però bisogna essere più persone che fanno accompagnamento perché da solo rischi. E io invece l'ho fatto da casa, dal mio letto, mi sono messa lì, sono andata con tutti i miei spiriti alleati e li ho accompagnati nella luce, tutti quanti. Il bello è che mi sono vista sulla collina, in cima, seduta sulla muretta che ce l'ha, e li avevo tutti davanti, ce n'era tantissimi, centinaia. Mi vengono ancora le lacrime a pensarci, mi emoziona perché in prima fila c'erano le croce rossine, scusate, mi vengono le lacrime. C'erano le croce rossine e, e dietro c'erano tutti questi soldati con le divise strappate. È stata un'esperienza veramente bellissima. È difficile, cioè ve la posso condividere solo raccontandola perché è una cosa molto spirituale. Poi io non riuscirei a farlo con una telecamera, sinceramente, perché queste cose qui sono qualcosa tra me e loro. È troppo bello, mi emoziona, mi emoziona ancora quando ne parlo. Ok, ciao Robby, e guarda che tra poco chiudo anch'io perché un po' vi lascio anche andare, siamo qua da un'ora e mezza, se no non finisce più. Boh ragazzi, io quasi quasi vi saluto anche, è stato bello. Ho parlato sempre io, le domande ne avete fatte poche, quelle, se le avete fatte non sono riuscita a leggerle perché sono con 3 canali e mi dispiace. Vi ringrazio tutti per aver partecipato, vi voglio bene, spero di vedervi, di sentirvi presto. Sì, sì, devono aver passato tanto perché se tu vedi il video, Fabiola, senti nella spirit box che ancora si stanno sparando. Se sentivi
i colpi di cannone, sentivi le mitraglie. Poi è vero che c'è stato anche colpi di cannone nell'esterno, che noi all'inizio pensavamo di sentire, i colpi di cannone che pensavamo che fossero loro, che li sentivamo dal vero, in realtà poi erano le esercitazioni che si stavano facendo più in là. Ci siamo accorte e poi ci siamo corrette e abbiamo detto: "No, no, no, no ragazzi, non è proprio un'esercitazione quella". La differenza la senti tra devo lasciarvi perché qui internet tranquillo, adesso vi chiudo anch'io. Un bacio a tutti, è stato un piacere avervi tutti su tutti e 3 i canali. Un bacio grandissimo, vi voglio bene, spero alla prossima e magari preparatevi qualche domanda così vi rispondo. Vero? Vivono ancora là? Sì. E penso che ne sono rimasti diversi, Daniela, perché sera a tutti, un bacione ai Rip, un bacione a Lucio, un bacione a tutti quanti quelli che stanno andando via. Adesso vado via anch'io tra poco. E grazie per aver partecipato. Iscrivetevi se non siete, se non siete iscritti. La mia spirit box è il mio cuore. Sono fortunata. Ma assolutamente sì. Il primo, guarda che la prima spirit box è qua, sempre, è sempre qua. Poi per farlo sentire agli altri o per avere un riscontro di te stesso, allora sì, lo fai. Perché comunque ti viene sempre il pensiero di dire magari ho capito male, sono le mie sensazioni che sono sbagliate, magari sono più nervosa del solito, quindi sento in modo sbagliato. Diciamo che è un confermare, una conferma la spirit box, ma tutti gli strumenti sono una conferma alla fine di quello che tu senti, per chi sente, perché tutti siamo predisposti a sentire, ma non tutti sentiamo. Però adesso vi saluto perché devo anche preparare, sono già le 9 ragazzi, vi saluto perché domani devo alzarmi presto, quindi mangio un boccone e vado a dormire. Notte a tutti, grazie per aver partecipato, vi voglio bene, per chi non si è iscritto si iscriva. Tutti quelli che avete visto nelle chat, rintracciateli e iscrivetevi perché sono tutti canali stupendi. Per quelli che non sono canali, un bacione e vi voglio bene a tutti. Un bacio a tutti, notte. Adesso aspetta, comincio a chiudere con una terminata e vai.